C'entro anch'io, c'entro anch'io. Centro anch'io di oggi, ben trovati. Eh sì, care amiche e cari amici, è proprio vero, bisogna legalasen en dolvere il padrù. Oggi siamo da MR Elettrodomestici a Villa Carcina, ampia esposizione, tantissima roba, passate a trovarli che sono sempre formidabili. E non sono solo, ovviamente, con me c'è una persona, un amico, che ovviamente abbiamo raggiunto ora, che è il signor Sergio, vero? Salve Sergio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora Sergio, lei è della zona, abita qui da queste parti? Sì, ho un locale anch'io qua vicino, dunque sono della zona e mi servo parecchie volte in questo negozio qua. Si troverà bene, immagino. Molto bene. Senta Sergio, ma lei è nativo proprio qui di Villa Carcina? Non sono nativo di Villa Carcina, sono nativo di Gardone Valtrompia. Insomma, pochi chilometri di distanza. Allora, qui c'è un proverbio, un detto popolare, caro il nostro Sergio, molto conosciuto. Il protagonista è l'asino. Lei di asini non Non me ne intendo. figli un po' marachelli che potrebbe... L'unico... Va benissimo, bisogna legalasen e dolvere il padrù, caro Sergio. Traduciamolo e poi spieghiamolo. Esatto, bisogna legare l'asino dove vuole il padrone. Per fare le cose giuste bisogna sempre essere accomodanti con la persona che ti chiede la cosa. Ora siamo con questa bella coppia, perché siete una coppia, questa è una coppia di fatto. Buon pomeriggio, come si chiama lei? Luigi, E tu? Lucia. Luigi, Lucia, Lullu, che bello sto nome Lucia. Non sono tante le bimbe Lucie in giro, vero? no, poche ultimamente. Beh, ovviamente la figlia, insomma, immagino, non è che Sì, se la nipote, chi lo sa, insomma. Senti Luigi, tu di quanti, l'età, la posso chiedere, quanti anni? 51. Di che ti occupi Luigi? Io lavoro in un'azienda di telecomunicazione. Benissimo, Lucia, tu, insomma, non penso che tu sia un stagista universitario, insomma, ma vai a scuola, no? Quanti anni hai tu, Lucia? 10. 10 anni, va bene, tutto bene a scuola? Sì. Piacere, brava, sveglia, Lucia c'ha i begli occhi, vispi e intelligenti. Oh, allora Luigi, interroghiamo il papà sul dialetto, attenzione, facile, è un detto. Quando, no, scusa, bisogna legalasen dolvere il padrù. Hai mai sentito Luigi? No, No, mai sentito? Ma in dialetto bisogna legalasen dolvere il padrù, prova a tradurlo. bisogna legare l'asino dove il padrone desidera. Come dire, spieghiamo un po' meglio, ma che serve a fare Luigi, ma qua questo lavoro non va fatto così, tu rispondi, Bisogna legare l'asino dove il padrone vuole. come dire, io non c'entro nulla, faccio quello che... Mi è stato detto. Ecco, infatti, tu sei uno che sa obbedire, insomma... Più o meno. Se mi sembra attivamente giusto obbedisco, se no no. Ora siamo in compagnia della signora... Rosa. Signora Rosa, lei di che si occupa? Cosa fa? Io faccio la barista. La barista, molto bene signora Rosa, come il signor Sergio, poco fa abbiamo intervistato il signor Sergio. A Villa ce ne sono parecchi di bar. Benissimo. Siamo messi bene. È una zona di passaggio, insomma, qui Villa Carcina, quindi sicuramente la clientela non manca. Speriamo bene che tutto si possa sistemare al meglio, signora Rosa. Bene, senta, lei il dialetto lo conosce, lei è della zona? Abbastanza, dai. Non è che lo parlo molto bene, però comunque capirlo lo so. Allora, questo è un proverbio, un detto, insomma, abbastanza frequentato, molto usato, insomma. Bisogna legalasen dolvere il padrù, l'ha mai sentito? Non l'ho mai sentito, però penso che tradotto possa dire che l'asino non ha padrone. L'asino non ha padrone, quindi non va neanche legato, fa quello che ne voglia. No, Che deve fare l'asino, quindi, senza padrone? senza padrone va a zonzo. Dai. L'asino, bisogna legare l'asino dove dice il padrone. Bisogna legalasen e dolvere il padrù. Quanti uomini sposati lo dicono questo? Eseguire gli ordini e tacere. Arrivederci alla prossima.